Sono partiti i primi 100 prelievi venosi del test sierologico per l'individuazione delle immunoglobuline del Covid-19 sulla popolazione di Monastier nel Trevigiano. 1100 abitanti, un rappresentante per famiglia, che nell'arco di 5 giorni hanno aderito in massa all'iniziativa. I test per gli abitanti sono completamente gratuiti grazie al pagamento della quota di 10 euro per test da parte dell'amministrazione comunale e della rimanenza 27 euro offerta dalla casa di cura Giovanni XXIII di Monastier. Noi facciamo il test utilizzando come matrice il siero, quindi da un prelievo di sangue, e questo ci dà una maggiore qualità della sicurezza nella risposta e praticamente l'impegno che dà il paziente è assolutamente minimale. I dati che emergeranno saranno molto importanti perché testano dal punto di vista epidemiologico un intero paese, essendo effettuato un prelievo su un componente di ogni famiglia. Un'altra peculiarità è la precisione rispetto al test nazionale partito lunedì e promosso dal Ministero della Salute. Abbiamo un unico studio su 1518 persone che sono lavoratori di 9 aziende, in cui sappiamo che il 3,5%, dati della dottoressa Russo del Dipartimento di Prevenzione della Regione, questa è stata la diffusione virale. Ora, nello studio di Monastier, in qualche modo riusciremo a capire qual è l'entità della circolazione virale, basandoci sulla produzione degli anticorpi che ogni singolo individuo avrà prodotto se è divenuto in contatto con il virus. A Monastier il rapporto è di 1 su 4 rispetto a quello nazionale di 1 a 400 e dimostrerà quanto il virus sia circolato nel paese. Qui il rapporto è di 1 su 4. E dal punto di vista epidemiologico, a detta proprio dai virologi e dagli epidemiologi, questo è un test molto più preciso perché va a verificare quanto il virus è circolato su una popolazione. Stamattina sono iniziati i primi 100 test sierologici nel comune di Monastier. Riguardano un componente di tutte le famiglie di Monastier, quindi indirettamente noi andremo a testare 4.500 persone. Sempre alla casa di cura è stato attivato anche il nuovo sistema di rilevamento elettronico FaceTemp che, ponendo il volto davanti a un display, individua se l'utente indossa correttamente la mascherina e la temperatura corporea, facendo aprire in automatico la porta di accesso alla casa di cura. All'ingresso di uno dei 5 varchi di accesso alla struttura i tappetini igienizzati per le suole delle scarpe. Da oggi sono installati in ogni varco dei termoscanner, che sono delle apparecchiature che rilevano la temperatura corporea e la presenza o meno della mascherina. Solamente con la temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi e il DPI indossato correttamente la porta si apre.